mi porto a Roma il modello Vicenza da tanti punti di vista, soprattutto sul fronte scuola. È uno dei temi più ignorati dal governo, con uno dei ministri più incapaci del governo. Non ci sono risposte sulle riaperture, sulla messa in sicurezza, sulle rette delle paritarie, sulle assunzioni degli insegnanti, mentre a Vicenza asili nido e scuole materne sono già riaperte da tempo per aiutare centinaia e centinaia di famiglie, quindi se al posto del ministro Azzolina ci fosse l'assessore del Comune di Vicenza probabilmente sarebbe molto meglio per gli insegnanti, gli studenti e le famiglie italiane, quindi il modello Vicenza dal punto di vista della scuola, della riapertura e della gioia dei bambini lo proporremo a livello nazionale. Così Matteo Salvini, bocciando l'operato del ministro Azzolina, che non ha ancora presentato le modalità di riapertura delle scuole, plaude alle scelte fatte a Vicenza. La riapertura qui invece è già operativa alle materne e lunedì agli asili nido, seguendo le linee guida venete presentate da Luca Zaia. Centinaia di bimbi potranno riprendere senza essere confinati tra barriere di plexiglass, che Cristina Toglio ha definito loculi di plastica. È orgogliosa che Salvini si porti a Roma il suo modello per la scuola? Assolutamente sì, è la dimostrazione che l'impegno paga. Io spero possa servire ad altri la nostra esperienza. È chiaro che oggi sono particolarmente contenta. Mi porto via con orgoglio il fatto che l'assessore leghista alla scuola e alla pubblica istruzione sia un campione italiano di riapertura.